Dall'Umberto Capone di Vigasio il più cordiale buon pomeriggio agli amici e alle amiche appassionati di calcio, in questo caso di calcio femminile. Giochiamo l'ultima giornata di andata del girone unico della Serie B femminile, di fronte il nostro Chievo Fortitudo Women contro Women, come mi vorrebbe correggere Gigi Bagolin, contro la Novese. Inevitabilmente attento, perché la Novese viene dalla sconfitta contro il Perugia, ma anche dall'otto. Attenzione intanto, area di rigore Chievo, il Chievo in area di rigore, il destro del Chievo che sfiora il palo alla sinistra di Elisabetta Milone, di una squadra che ha nella proiezione per quest'anno la salvezza. Innanzitutto Carraro a sinistra, ancora bella giocata, Chievo, e c'è il gol del Chievo che piega le mani a Milone, vantaggio Chievo, minuto 6:17, il gol Alice Martani. E allora il gol di Alice Martani che apre le marcature di questo match. Alice Martani, la Rigolino prova a cacciare avanti, ma c'è Francesca Salaorni che controlla con grande precisione e appoggia bene la Pecchini. Bertolotti, bello il lancio di Bertolotti che libera ancora Alice Martani. Attenzione, Martani Milone, no, non è Martani, e c'è il gol del 2-0. Silvia Carraro 2-0. Silvia Carraro 2-0. Andiamo a raddoppiare, minuto 12 di questo primo tempo. Bella palla di Giorgia Bertolotti. Era chiaro che con questa azione, con questo schema ribaltato completamente dal 5-4-1 al 3-4, chiaramente così avanti, così sbilanciate, potevano e dovevano subire un micidiale contropiede. Stefania Della Giacoma, capocannoniere del Chievo. Attenzione, Valentina Boni era di rigore, Valentina Boni prova il destro, Valentina, scappa il pallone ancora la Milone, siamo ancora in fase d'attacco e c'è però fuori gioco. Una vittoria contro il Vittorio Veneto e un pareggio contro il Cesena. Siamo ancora in attacco. A Martani, scodella per Valentina Boni che prova la girata. Io, per non sapere né leggere né scrivere, darei sempre palla a Valentina Boni e far fare a lei l'ultimo passaggio, visto che insomma Valentina di assist credo che in Italia oggi. Valentina Boni in limite dell'area, bella questa palla per la Martani, è buona! E Alice Martani sciupa un'occasione meravigliosa, minuto 28 di questo primo tempo. Capitano, testa alta, prova il traversone in mezzo, ma lì c'è l'attenta guardia, attenzione, il sinistro sul fondo di Giulia Cagliari. Carraro non ci arriva Cagliari, palla ancora al limite dell'area di rigore, si difendono come possono le nostre avversarie, però Pecchini trova palla per Valentina Boni che ha il sinistro, potrebbe, il sinistro di Valentina Boni. Nicastro non arriva sul pallone, Zella. Allora Valentina Boni, Valentina Boni per il 3-0, Valentina Boni 3-0, minuto 43 di questo primo tempo, finalmente la tranquillità. Valentina Boni chiude la partita 3-0, Chievo contro Novese. Adesso un secondo tempo che sarà poco più che accademia. Intervento della Malatesta che adesso gioca a centrocampo. È servita, attenzione, palla buona per Dalla Giacoma, tu per tu con Milone, 4-0. Stefania Dalla Giacoma al settimo gol in campionato. Minuto 2 quasi di questo primo tempo e Mozzecane che chiude completamente i conti. Dalla Giacoma al gol numero 7 in campionato. Caneo però è controllata da Caneo, Bertolotti prova una soluzione alternativa, la palla non passa, ma per un puro caso Carraro in area di rigore, Silvia Carraro, traversone in mezzo, la palla scivola via ed è il 5-0, 5-0 ancora Milone, erroraccio di Milone, e il gol del 5-0 del Chievo
Diana Mascanzoni? È lei, sì? Confermiamo? Sì, Diana Mascanzoni. Mascanzoni, 10° di gioco. Pecchini, Bertolotti. Forse anche Karabot. No? Non c'è Karabot? No, si sta ancora scaldando, mi dice Matteo. Attenzione Valentina Boni. Palla buona, questo pallonetto. Come al solito elegante, vuole triangolare con Valentina Boni, c'è una punta di una giocatrice della che impedisce tutta questa operazione. Karabot intanto, palla buona, buonissima questa per Dalla Giacoma, limite dell'area da Giacoma, Karabot per il 6-0 che non arriva per niente. È uscita malconcia, io credo un brutto colpo e basta, perché insomma si tratti di altro, non lo suppongo. Attenzione, parla per Karabot scarica un bel destro, la traversa di Karabot nello spazio, ha lasciato sfilare il pallone, 27° di gioco, traversa di Ilenia Karabot, la maltese. Schema sul calcio d'angolo, palla dalle parti di Francesco Olivieri che esce, non convinta, rigorino area di rigore. E poi il destro dal limite dell'area, Carraro per Peretti, a sinistra. Peretti, bel traversone al centro, Karabot non salta neanche Rigorino, di la verità, ma se lo trova sulla testa il pallone, bella palombella per Silvia Carraro che non trova la via del gol e lo trova invece. Non lo trova nemmeno lei, è fuori, è l'illusione, l'esterno della rete per Ilenia Karabot, peccato, meritiamo il 6-0. Meritiamo il 6-0. Direi che possiamo battezzare anche la malatesta Gigi Bagolin tra le top 10 del calcio femminile, non solo per quanto riguarda le qualità tecniche, ma anche per quanto riguarda le qualità strettamente estetiche. Attenzione Chievo con Dalla Giacoma! Il palo di Dalla Giacoma, impossibile credo da realizzarsi da quella posizione. È il destino che vuole proprio che non si realizzi il 6-0. Stefania Dalla Giacoma ha sfiorato il suo 8° gol. 5, sì, infatti deve rientrare in campo. Valentina Boni, palla in mezzo, la palla è buona ancora. Karabot, è rigore assolutamente. Karabot ha trovato palla a Milone che è alla terza sciocchezza della partita. Palla non trattenuta da Milone, arriva Karabot e Milone per recuperare il pallone va a fare sgambetto a Karabot. Tutto è pronto, il direttore di gara fischia tra un attimo, ecco il fischio. Karabot per il 6-0, ci siamo, 6-0, meritato, 47°, Karabot 6-0. Ilenia Karabot, meritatissimo gol perché ha giocato una gara molto di impegno, molto di concentrazione, non ha buttato via un pallone pur entrando nella ripresa. È finita adesso, 51° e spiccioli per questo 6-0, buona prestazione, buon allenamento del Chievo contro la Novese, attende il Chievo domenica prossima a Perugia.